Buongiorno e bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30 che apriamo con l'apertura delle agende vaccinali riservate a insegnanti e personale della Polizia Locale aperte oggi in Friuli Venezia Giulia, che possono quindi prenotarsi al CUP, le farmacie oppure ai call center regionali con la stessa procedura adottata per il personale sociosanitario. Domani l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontini eseguirà le prime inoculazioni, il vaccino per gli insegnanti. Il 27 febbraio sarà invece il giorno per l'azienda sanitaria Friuli Centrale, lunedì 1° marzo per l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Il Ministero della Salute ha spiegato Riccardo Riccardi, vicepresidente regionale con delega alla sanità, ha esteso la possibilità di utilizzo del vaccino per il Covid-19 di AstraZeneca anche alla fascia di età compresa tra i 55 e i 65 anni, quindi a partire dalle persone nate nel 1956. La campagna vaccinale, il cui andamento è influenzato principalmente dalla disponibilità dei vaccini, continua Riccardi, sarà rimodulato per vaccinare tutti le persone under 65 comprese nelle categorie prioritarie indicate dal governo. Agli insegnanti potrà essere inoculato quindi il vaccino AstraZeneca. Era una situazione paradossale, ma almeno è stata trovata una soluzione. Questo è il commento dell'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolan, che precisa: non è il sistema ideale, noi speravamo di creare una pratica strutturata simile a quella del mondo dell'università, che si è dimostrata funzionare. Sentiamo. Dopo tanti problemi legati alla privacy, a questo confronto con il Ministero dell'Istruzione, si è sbloccata questa situazione che più di qualcuno ha definito paradossale. Una situazione paradossale che crea inevitabilmente dei tempi più lunghi rispetto a quello che l'amministrazione regionale aveva inizialmente immaginato, ma questa mattina, come sapete, è iniziata la possibilità per tutti di richiedere la vaccinazione in maniera autonoma, e adesso è arrivata anche la comunicazione ufficiale di AIFA rispetto alla possibilità di estenderlo anche fino ai 65 anni. È un sistema evidentemente più complicato perché parte dall'iniziativa del singolo, non più mediata dal suo dirigente scolastico, ma dalla sua iniziativa personale, quindi dai tempi della prenotazione. L'idea che avevamo noi era quella proprio di organizzarle in maniera strutturata, così come abbiamo fatto con l'università, perché questo ha accelerato moltissimo i tempi e le modalità. L'abbiamo già iniziate la scorsa settimana e questo è un dato. Io sono convinta però che dal mondo della scuola ci sarà una risposta di massa. So che già da questa mattina il numero messo a disposizione per le prenotazioni ha avuto molte richieste. Sono sicura che la scuola aspetta questo e si muoverà correttamente per farlo nel tempo minore possibile. E questa mattina è partita nell'ufficio sanitario della questura di Pordenone la vaccinazione dei vigili del fuoco del Friuli Occidentale. Il prefetto di Pordenone annuncia che entro la settimana potrebbe concludersi la vaccinazione delle forze dell'ordine e degli operatori della sicurezza del pordenonese. Il servizio. Proseguono a Pordenone le vaccinazioni delle forze dell'ordine e degli operatori della sicurezza. Dopo il personale della polizia del Friuli Occidentale, questa mattina è stato inoculato il vaccino anti-Covid al primo vigile del fuoco della città sul Noncello, nell'ufficio sanitario provinciale della questura. La somministrazione, che richiederà un paio di giorni per essere completata, riguarda i circa 100 pompieri under 55 del comando pordenonese, dove l'adesione ha toccato i 3/4 dei 180 dipendenti. Operativamente vuol dire garantire continuità nel servizio. Un vigile del fuoco in salute soccorre meglio. Sembra un'affermazione egoistica, in realtà è una condizione importante. Se vogliamo che i cittadini possano essere soccorsi con efficacia, dobbiamo avere operatori altrettanto efficaci nella loro forma fisica. Per noi la vaccinazione costituisce questo ed è importante per garantire un servizio pubblico essenziale. Entro la settimana, annuncia il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, potrebbe essere completata la vaccinazione delle forze di polizia e degli operatori della sicurezza. Già è in corso la vaccinazione presso l'ALSFU della Guardia di Finanza, che si concluderà oggi,
e riguarda appunto sempre gli under 55. I carabinieri, che in base alle loro condizioni operative stabiliranno i tempi delle loro vaccinazioni. In settimana l'ASFO provvederà anche a chiudere le vaccinazioni per quanto riguarda la polizia penitenziaria. Io penso che in settimana potremmo essere a buon punto, se non aver concluso, le vaccinazioni delle forze di polizia e del soccorso pubblico. E restiamo sul tema, anche a Gorizia le vaccinazioni anti-Covid al via per Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia di Stato. Le prime inoculazioni all'ospedale San Giovanni di Dio, soddisfazione da parte del sindaco Rodolfo Di Sberna, erano presenti anche i comandanti della Guardia di Finanza e anche il questore di Gorizia. Sentiamo. Una giornata dedicata, la prima giornata dedicata ai vaccini per le forze dell'ordine qui all'ospedale di Gorizia. Un grande risultato che abbiamo salutato con soddisfazione insieme al prefetto, insieme al comandante provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del questore di Gorizia. Sono persone che sono letteralmente in trincea, come lo sono i medici, come sono il personale ospedaliero. Sappiamo però che insieme naturalmente anche alla polizia locale sono il front office. Sono quelli che perciò quotidianamente sono a contatto con i cittadini e perciò quotidianamente rischiano, e anche loro, noi parlo per quanto riguarda la nostra città, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Locale, anche essi hanno dato un loro tributo per quanto riguarda il numero di contagi. Soddisfazione perché significa che stiamo andando avanti. Tutto dipenderà adesso dal numero di vaccini che la nostra nazione e la nostra regione avranno a disposizione, ma la strada è giusta. Ormai l'unica strada in assoluto è quella della vaccinazione più in fretta possibile. Una giornata importante a Gorizia, primo giorno dedicato ai vaccini per le forze dell'ordine. Proprio così, tra l'altro devo dire, lo dico per motivi di piaggeria, ma in realtà qui a Gorizia c'è una realtà estremamente sinergica fra tutti i colleghi e sotto il coordinamento della prefettura siamo riusciti già a pianificare per le intere compagini, quindi stiamo parlando anche di realtà quali la polizia penitenziaria, la polizia forestale, le polizie locali, la capitaneria di porto, oltre a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Il tutto poi avviene all'interno di un ospedale che garantisce anche per qualsiasi emergenza un'immediata tempestività, e soprattutto abbiamo messo in comune tutte le risorse del personale sanitario delle varie forze dell'ordine, e quindi partecipiamo fisicamente con medici dei vari corpi e in caso di necessità, grazie all'appoggio della SUGI, che verranno a essere integrati se durante il turno serve un appoggio da parte di medici qualificati. Riusciamo a finire tutto, presumo, in un paio di settimane, e ovviamente altro discorso è l'adesione del personale, che non è al 100% ma significativa. E sarebbe nato da un tentativo di rapimento l'attacco al convoglio ONU che ieri in Congo ha portato alla morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e a quella della carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, in servizio al 13° Reggimento dei Carabinieri di Gorizia. E passiamo alla cronaca. Con una pistola spianata, volto coperto da un passamontagna e guanti, 2 malviventi hanno rapinato ieri sera un tabaccaio di Trieste facendosi consegnare denaro e tabacchi. Il servizio. Rapina a mano armata nella prima serata di ieri in un tabacchino di via Lorenzetti a Trieste. Intorno all'orario di chiusura, poco prima delle 19, 2 uomini si sono presentati con il volto travisato, pistola in pugno, e hanno intimato al titolare della tabaccheria di consegnare i soldi che aveva in cassa. L'uomo, spaventato, non ha reagito e ha consegnato il denaro che in quel momento aveva a disposizione. Poi i 2 rapinatori sono fuggiti, dileguandosi, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti subito dopo l'allarme gli agenti della Polizia di Stato, della squadra volanti della Questura di Trieste, che hanno avviato le ricerche per individuarli. Le immediate indagini però non hanno dato esito. Il tabaccaio ha consegnato poche decine di euro dei pacchetti di sigarette. Non è rimasto ferito. La pistola usata per la rapina potrebbe essere una scacciacani. È un imprenditore di Gemona che al suo capannone a Trasaghi è stato alleggerito purtroppo di merce nel suo capannone per 7.000 euro. Indagano i carabinieri di Osoppo e non ce l'ha fatta invece Pietro Paolo Noacco, 77 anni, l'uomo di Quarzo di Riana, che il pensionato è rimasto coinvolto in un incidente accaduto nel pomeriggio di giovedì poco prima delle 17:30 a Cavalicco di Tavagnacco, all'incrocio tra via Primo Maggio e via Molinuova. Le sue condizioni erano parse subito critiche.
E restano critiche anche le condizioni della donna di 90 anni che è stata aggredita dal fratello di qualche anno più giovane nel suo appartamento di Monfalcone, che poi si è tolto la vita. Ed è di Morandini risultato positivo al coronavirus. Il consigliere di progetto FVG per la Regione Speciale ha ricevuto la notizia questa mattina tramite SMS, dopo essersi sottoposto a un tampone molecolare. Ed è stato presentato questa mattina alle Malignani di Udine un nuovo corso di studi presentato specificatamente per rispondere alle richieste del mondo del lavoro. Chi si diplomerà in questo triennio di studi avrà delle conoscenze strettamente legate al mondo dell'arredo Made in Italy. Sentiamo. Viene presentato oggi questo protocollo d'intesa che riguarda un nuovo corso. Di che cosa si tratta? Si tratta di un corso innovativo, è un corso che afferisce a meccanica, ma è un corso sperimentale in quanto contiene delle schegge di curricolo che vengono da altri indirizzi, in particolare dall'indirizzo di elettrotecnica e di automazione e dalla parte di programma che parte dalla chimica dei materiali. Tutto questo in una logica di assecondare la richiesta delle aziende sulla figura di un tecnico diplomato che abbia le competenze attuali per quello che oggi è l'industria dell'arredo del Made in Italy. Un'attenzione insomma sempre maggiore per quanto riguarda le evoluzioni del mercato e le richieste delle aziende, del territorio in particolare. La caratteristica che ci chiedono le aziende è la trasversalità delle competenze e noi abbiamo risposto in questo senso. Naturalmente abbiamo avuto dei compagni di viaggio, molto forti che ci hanno sostenuto e dato il loro appoggio fondamentale, la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, il cluster Arredo Legno. Quando sarà avviato questo nuovo corso? Il corso partirà col prossimo anno scolastico e riguarderà dalla classe terza per 3 anni fino alla classe quinta. Ed era l'ultima notizia del nostro TG delle 12:30. L'informazione con Telefriuli torna tra pochissimo con A voi la linea.